Voi siete qui questa sera perché? Perché abbiamo perso un figlio a causa di un trattore Quanti anni fa? 25 anni fa, aveva 16 anni. Non si dimentica mai. No, un dolore tutti i giorni che ti corrode la vita, ti consuma l'anima, terribile. Non è mai da provare. Io dico sempre, sono come una tazzina rotta che ci abbiamo messo l'attac, ma sono sempre rotta. Una testimonianza delle tante silenziose presenti ieri sera a Castelfranco. Con il gruppo Non correre accorri, le associazioni del territorio ma anche tanti semplici cittadini hanno sfilato per le vie della città con la candela in mano in ricordo di una vita che non c'è più. Tra loro, oltre a diversi sindaci del territorio guidati dal primo cittadino di Castelfranco, anche tanti giovani che hanno visto in un amico, in un compagno di scuola, come si muore sulla strada. Mi ha insegnato, come dire, a apprezzare ogni giorno perché potrebbe essere l'ultimo e ad avere occhi non solo per me ma anche per chi guida in strada. Una fiaccolata anticipata da una piccola ma toccante rappresentazione sul tema. Oggi mia sorella si sposa, ma io non potrò esserci. Mentre guidi, non chattare. Altrettanto toccante il momento conclusivo della fiaccolata, dove le immagini dei tanti morti sulle strade si sono affiancati ai loro nomi. Daniela De Lorenzi, 45 anni, Nervesa. Dario Bottegallo, 22 anni, Volpago. Vogliamo che sia soprattutto un momento di sensibilizzazione, di risveglio delle coscienze, di maggiore consapevolezza della portata di una distrazione, di qualcosa che poteva essere evitabile e che non è stato fatto. Ecco, noi vogliamo sollecitare le singole persone, le istituzioni, tutti quanti affinché ci sia un'assunzione di responsabilità, ognuno per la parte di propria competenza. Le persone una responsabilità individuale, le istituzioni il controllo, la prevenzione sulle strade e fuori.